Buon pomeriggio a tutti dall'Arcoveggio di Bologna. Inizia una giornata di corse che ovviamente fa da spalla all'evento principale che è a Napoli, Gran Premio della Lotteria. Qui a Bologna si comincia con una gentleman per 4 anni, non vincitori di 7.500 euro in carriera, con un favorito abbastanza netto nel numero 2 di Canter Kronos. Siamo in partenza all'1 Kashmir Sea, 2 Canter Kronos, 3 Kaolila Sea, 4 Cartier, 5 Cenerentola Leo, 6 Cedro Bro, in seconda fila 7 Cooper GV. Allenamento che si completa, si ritrae dal 6 Cedro Bro, problemi invece in seconda fila per Cooper GV, problemi anche per Kaolila Sea. Si parte con Canter Kronos che va subito a condurre nei confronti di Cartier, che si sistema in seconda posizione. Numero 3 Kaolila SI squalificato, Sea. numero 7 Cooper GV squalificato. Mentre finiscono a tabellone Kaolila Sea e Cooper GV. I primi 200 metri se ne vanno in 15:3 con Canter Kronos che rallenta in maniera anche netta il ritmo, si porta sempre nella sua scia Cartier, mentre risale al largo di scatto Cenerentola Leo. I primi 400 metri se ne vanno in 32, Cenerentola Leo arriva accanto di Cartier, Canter Kronos però fa buona guardia, accelera e si mantiene in vantaggio anche netto nei confronti di Cartier e Cenerentola Leo, che ora vanno via apparecchiati. 47:1 per i primi 600 metri di corsa, con Canter Kronos che continua a guidare, Cartier in seconda posizione, Cenerentola Leo che cerca di proporsi ora con maggior decisione, 32 per il secondo quarto, segno che il leader cerca di farlo pesare a quella che è l'avversaria sulla carta, mentre c'è un piccolo contatto tra i salchi di Cartier e Cenerentola Leo. Restano tutti e due un po' discosti così da Canter Kronos. 1:17,6 il primo chilometro, Canter Kronos con un paio di lunghezze nei confronti di Cenerentola Leo che va a corrente alternata, ora prova a impegnarsi con maggior decisione, mentre quando arrivano le curve va indietro e così Canter Kronos riguadagna terreno. Cartier sempre in seconda posizione, lungo lo steccato c'è Kashmir Sea che buca di dentro un'incerta Cenerentola Leo che poi sbaglia. La piegata conclusiva è passata in 15:4 da Canter Kronos, Cenerentola Leo squalificato, che entra in retta arrivo in nettissimo vantaggio. Nel finale si allarga Canter Kronos ma mantiene nettamente la meglio nei confronti di Kashmir Sea che finisce forte al secondo posto, al terzo Cartier. 37 ad arrivare, 1:16,8 il ragguaglio cronometrico, facile successo in percorso di testa per Canter Kronos, Matteo Zaccherini per il Team Elert, colori di Luciano Cirelli, la vittoria del figlio di Southwind Frank che nel finale lo riapprezziamo vincere con un paio di lunghezze di vantaggio su Kashmir Sea che corre bene al secondo posto avanti a Cartier.